Come giudica l'atteggiamento degli ultimi tre governi che hanno agito comunque nel solco di indicazioni europee di fatto fino all'ultimissimo Renzi? Stanno dando una mano oppure la situazione è ancora ingarbugliata in troppe pastoie burocratiche che impediscono il fiorire di aziende simili alla vostra? Sì, certo, indubbiamente la situazione non è delle più semplici da un punto di vista politico. L'adeguamento che tutti gli Stati hanno dovuto fare alle normative europee sono adeguamenti che in qualche modo, vedi ad esempio anche la Grecia, hanno cambiato le abitudini dei singoli popoli e di conseguenza ognuno ha dovuto in qualche modo adeguarsi e rimetterci in atteggiamenti, rimetterci in attese che potevano esserci stando alla situazione precedente, no? Quindi oggi con le normative europee dobbiamo riuscire a incrementare quelle che sono le nostre conoscenze proprio sulle normative per poi poter dare libero sfogo ai nostri progetti. L'attività che hanno fatto i governi ovviamente va incontro a quelle che erano delle abitudini precedenti e delle condizioni debitorie precedenti che hanno creato indubbiamente per tutte le imprese italiane un incremento del contributo che bisogna dare per poter andare avanti. Ritengo che comunque dopo un periodo di riordino nell'arco dei prossimi 10 anni ci saranno sicuramente degli sviluppi positivi. Senta, ma in soldoni, per farlo anche capire da casa, da imprenditore nella sua esperienza, l'Europa è un intralcio o ci aiuta? No, l'Europa oggi ci aiuta e non potrebbe essere diversamente. Se fosse un intralcio ci troveremmo a subire una importantissima crisi finanziaria locale e questo non ce lo possiamo assolutamente permettere, quindi dobbiamo imparare a convivere con l'Europa.